Dopo aver risolto le esigenze burocratiche, il bus americano del Tour delle colline di Valdobbiadene ha finalmente iniziato le proprie corse. Nato da un'idea di Cesare De Stefani, l'ideatore dell'Osteria Senza Oste, e gestito dalla ditta Baratto Autotrasporti, il particolare bus accompagnerà i turisti, e non solo, all'interno delle colline di Valdobbiadene, rispondendo a quell'esigenza di turismo e di cultura in costante crescita nel territorio. La storia dell'autobus è iniziata ancora nel 2019, quando mi sono reso conto che c'è una potenzialità di turismo importante e una sera ero lì all'Osteria Senza Soste con i miei amici, con Mario, con Vasile, insomma eravamo in compagnia e ci siamo messi alla ricerca su internet di un mezzo particolare, perché ho immaginato che solo anche con un mezzo particolare si poteva aumentare l'attenzione per un giro turistico su Valdobbiadene. È una vicenda lunga perché, come dicevo, è iniziata nel 2019, era fine 2019, e poi, come purtroppo ben sappiamo, all'inizio del 2020 c'è stata questa vicenda del Covid che ci ha bloccati tutti, e in effetti i primi contatti io li ebbi proprio in quei mesi di febbraio e marzo con un operatore belga che aveva messo in vendita questo pullman. E adesso comincia a essere attivo. Qual è il percorso che fa e a chi è rivolto questo viaggio? Ma l'obiettivo è quello di far visitare aree che con un pullman tradizionale magari è meno frequentato, immagino alle strade di Saccolla, alle strade di Santo Stefano e quindi anche il centro qui di Valdobbiadene. Il pullman che parte appunto da questo servizio con Mauro Baratto, con la Servizi Baratto, grazie a loro poi che si può realizzare questo, perché ci vogliono autorizzazioni particolari che solo loro hanno, e quindi prevede di transitare, come stiamo facendo ora, davanti il vecchio ospedale di Valdobbiadene, un edificio su cui c'è tanta storia e c'è tanto da raccontare, ci sono anche questi salti. Qui il sindaco deve sistemare un po' le strade e quindi transiteremo a lato del monumento ai caduti, anche questo un'opera che secondo me va raccontata, va messa in evidenza, e arriveremo poi in piazza Valdobbiadene di fronte al Duomo. Essendo tutto proprio a livello sperimentale, non c'è qualcosa che ci dia esperienza da poter essere certi delle scelte giuste da fare, quindi le stiamo meditando. Ora anche questo è uno dei primi viaggi, faremo la comunicazione, il costo attuale di 5 euro per un percorso che dura circa 30 minuti e di 5 euro a persona. Ci avvaleremo anche di alcuni punti di attività qui che saranno anche nostri sostenitori, dove facilitare l'acquisto del biglietto direttamente nei bar o nei luoghi, diciamo, dove la gente c'è già per altre cose, e quindi far sì che i turisti che sono su questo territorio abbiano facilità anche di reperire il biglietto. Quindi c'è una forma di collaborazione anche con le attività commerciali in generale, con le cantine? Beh sì, sicuramente ci sarà, c'è già iniziata una collaborazione con delle cantine, con delle attività commerciali qui di Valdobbiadene. È importante pensare che sarà darà questa la possibilità ai turisti di salire in un punto, poi durante il percorso fermarsi in una cantina, fermarsi in un bar, fermarsi in una piazza, e nel passaggio successivo del pullman, che potrà essere dopo 30 minuti o dopo un'ora, perché noi contiamo proprio di fare un circuito che abbia dei tempi fissi, poter risalire. Quindi immaginare una fermata in una cantina, fare la degustazione, sapendo che dopo mezz'ora, dopo un'ora o dopo un'ora e mezza si può salire. Una grande collaborazione, contiamo di averla, di poterla portare avanti anche con le Proloco. Immaginiamo adesso, durante la primavera del Prosecco, il transito di questo pullman per il centro di San Pietro di Barbozza, piuttosto che di Santo Stefano, dove si svolgeranno le mostre, piuttosto che a Guia, e dove le persone che sono lì per questo evento potranno salire e dopo mezz'ora essere riportati di nuovo alla mostra nel luogo dove
sono arrivati. Questo permetterà di viaggiare sulle colline, l'obiettivo è anche quello di alleggerire il transito delle auto, e non solo il transito delle auto ma anche le problematiche legate ai parcheggi. Noi sappiamo che a Valdobbiadene ci sono 2 parcheggi molto importanti, molto capienti, facili da raggiungere, mentre abbiamo nei piccoli paesi sia San Pietro di Barbozza o piuttosto che Guia che Santo Stefano che sono letteralmente carenti di parcheggio. Quindi la cosa importante sarebbe proprio riuscire a far confluire i turisti nel presso, diciamo, della stazione dei Carabinieri, dove ci sono i parcheggi del cimitero di Valdobbiadene, piuttosto che il parcheggio dei pullman della MOM a Valdobbiadene, per poi essere portati sulle colline e nelle attività che ci sono tra Valdobbiadene, Guia, Santo Stefano, San Pietro, Saccol e tutto il circondario.